Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Dottoressa Francesca Conte, per prima cosa, qual è la differenza tra il trattare un atleta uomo e un atleta donna, a parte le ovvie differenze fisiologiche, insomma? Sì, oltre alle differenze fisiologiche abbiamo nello sport, soprattutto a livello giovanile, ci sono differenze di budget e questo implica che le ragazze non abbiano sempre la possibilità di allenarsi in strutture come quelle dei maschi, non hanno spesso la sala pesi e molto spesso non hanno la possibilità di lavorare con dei fisioterapisti, con il medico sempre presente o con dei preparatori atletici, degli allenatori preparati come la controparte maschile, e questo può causare anche un aumento degli infortuni. Per quanto riguarda il ruolo del medico, c'è anche una rilevanza giuridica, in certi casi anche penale. Ci può spiegare meglio questo argomento? Sì, il medico sociale, in particolare il responsabile sanitario, è un po' come il direttore sanitario nelle cliniche, ha la responsabilità della tutela della salute degli sportivi. In particolare nella pallacanestro, la Serie 1 maschile, gli sportivi sono considerati degli sportivi professionisti, quindi dei lavoratori, e quindi il medico dello sport o il responsabile sanitario deve anche occuparsi della tutela sanitaria e quindi di rispondere a delle normative che tutelano la salute degli atleti e eseguire degli accertamenti semestrali proprio per tutelare gli atleti come i lavoratori. In base alla sua esperienza, lei ha operato anche nelle nazionali, e come può avvenire la comunicazione tra medico e giornalista, soprattutto per parlare di temi con termini spesso difficili da comprendere ai più? Sì, una delle, come ho detto nella mia relazione, una delle capacità che deve avere il medico è quella di riuscire a comunicare in maniera chiara ed efficace con gli atleti in primis, ma anche con i componenti dello staff e con tutto il mondo che gira intorno alle squadre sportive, quindi anche gli addetti stampa e i giornalisti. E dobbiamo avere la capacità, dobbiamo essere bravi noi a riuscire a comunicare in maniera efficace, quindi riuscire a dire il tipo di infortunio e quanti giorni starà assente, diciamo una prognosi generale, l'atleta, perché questo è un dato che tutti i tifosi vogliono sempre sapere. Certo, un'ultima cosa, è stato detto a più riprese che le decisioni vanno condivise tra medico, paziente e non solo, anche con tutto lo staff, tutta la società. Sì, sicuramente la gestione degli infortuni è una gestione multidisciplinare, come abbiamo detto più volte in questo congresso. Quando un atleta si infortunia, la prima cosa è chiaramente fare una diagnosi corretta e poi decidere insieme all'atleta stesso e a tutto lo staff che gira intorno, quindi i fisioterapisti, i massaggiatori e anche i preparatori atletici, qual è il suo return to play, come ritornerà in campo, quali sono i passi che deve fare e prima di tornare in campo tutti i test fisici che permettono di capire se è pronto e anche la sua prontezza psicologica al ritorno in campo.